Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Teoricamente ragazzi dopo la prestazione mondiale contro la prima partita contro San Antonio, adesso siamo nel quintetto base, mi sembra Oh, grande Fiori. Ragazzi, si gode. Yeah, man. Appreciate it, dog. Fra Nowitzki, che grande Dirk. We all get one chance to shine. Adesso ho messo 8 minuti ragazzi, anche se magari ci saranno un po' meno punti rispetto alla media delle altre partite, se voglio comunque giocarmele bene è bene fare. Oh, il puttanone. Yeah, you found me. What's going on? Word's come down, coach is going to add you to the starting lineup tonight. And being a starter means we need to set you up with some of your own intro music for when your name is announced. Yeah, that's right. I didn't even think about that. Well, that's why I'm here. So look at the options, think about what you want. Sto volendo mangiarmi il pacco, Fiori ufficiale. Okay, no doubt. This is all kind of hard to believe. You've been playing great. You deserve this moment. Good luck tonight. Thank you. Grazie. Vai ragazzi che ci siamo. Eccoci qua, voglio vedere l'entrata ragazzi, la voglio vedere. Comunque dicevo ci sono gli 8 minuti. Quindi insomma chiaramente poi così posso fare più partite e fare più stagioni possibili, ecco, perché con 10 o 12 veramente sono tanti. Dovrò essere bravo io a fare comunque una bella media e fare tantissimi punti, assist, rimbalzi. E la musica non si sente, vero, perché l'ho tolta per i problemi dei copyright, giusto? Ma per ultimo mi fanno una, com'è possibile? Addirittura. Attenzione, Dallas scatenata, voglio vedere la prima entrata da titolare di Veneziano, la seconda stagione, la seconda partita dopo il miracolo contro San Antonio. Vada Dirk, Dirk mi ha preso, Fiori. Mi ha preso, mi vuole insegnare i trucchi del mestiere, grande Dirk, i due biondoni di Dallas. Attenzione, eccolo qua, entra Veneziano, prima volta titolare, tutti applaudono, vai Cube, vai Cube, vai Cube. E si gode. Siamo contro Denver, i Denver di Gallinari. Italia vs Italia. Ok, e si parte. Nowitzki. Sarà dura ripetere la prestazione sublime della prima partita. E intanto partiamo con 2 punti. Ricordiamo che il livello è pro. Per il momento le tengo pro ragazzi, perché mettere un livello più alto non mi sembra possibile onestamente. In difesa sono ancora troppo una pippa. Attenzione, Denver con gli occhiali e il nasone, ali su Denver. Attenzione, love zone. Dai Come. Tiello. E il Come difende bene. Da solo il Come. Potevo fare meglio, potevo fare molto meglio. Si è preso da 2 tiri veneziano comunque. Attenzione in faccia, subito. Parte con una triplona. Denver 3, Dallas 2. Prima partita in casa. Bravissimo Chandler, vai Chandler! E Chandler la mette, primo assist a referto per Veneziano. Ricordo che il mio totale è di 66, quindi sono ancora una mezza pippona. Lawson. Fallo di Ellis. Dalla lunetta, dalla linea della carità, primo punto. Secondo per Hufflow. Ragazzi, Dallas comunque è tutta un'altra cosa rispetto a Phoenix. Purtroppo a Phoenix non è andata bene. Allora, ragionamos. Ellis prova subito in faccia, mamma mia. Nowitzki per poco prendeva rimbalzo. Vai Fiori, vai. Vai Come. Si vede che credono nel Comendone, credono nel Come, questa è una cosa che mi piace. Il Come, mamma mia, per poco arrivava il punto. Primo libero, un mattone. Purtroppo equilibri non sono proprio il mio forte ancora. Ok, 1 su 2.
Bravi ragazzi. Penso che faremo vedere il primo e quarto comunque, indipendentemente da come giochiamo nel secondo e nel quarto e nel terzo. Bravo Chandler, mi ruba rimbalzo però il porco Ellis. Dai fioi. Cercherò di farvi vedere anche più le immagini. Nowitzki, no. Bravo Dirk. Cercherò di far vedere anche più insomma, le azioni in mezzo, come può essere il spogliatoio pre-partita, post-partita, perché so che piace a tanti, quindi faremo così. Cerchiamo di difendere, fioi. Notte. Scusate ragazzi, momento, un attimo di panico. Ok. Vai Kuma in the world. Sono ben marcato, non c'è paura di veneziano. Attenzione Ellis, questo Kumendone che me l'ha fatta girare e la sbagliamo. Ma perché? Ecco, più 2 Denver. Attenzione il Kume. Era un cioccolatino però questo, cazzo. Niente da fare. Ragazzi, attenzione che Denver se ne sta un po' andando, sento un po' la tensione della prima dal titolare. Ci sta. Vai Dirk. Bravo Dirk. Questa è la tipica azione kumendiana e arrivano i 2 punti. Bravo Kume. Non vedo di poter fare la double, ma forse non ho ancora i parametri necessari, sono ancora un 66 di totale, troppo poco. Buono. Vai Dirk. Beh, Dirk se mette questo è un fenomeno, mamma mia. Sei un fenomeno comunque Dirk. Occhio ragazzi, occhio. Gallinari, Danilotto, Lawson, aria 3. Rimbalzo, grande Tyson. Bravissimo Tyson Chandler. Dai fioi. Bravissimo. Sì. E vai Lunetta con il tiro libero supplementare. Molto bene. No, ma non possiamo, poteva essere il vantaggio. Occhio Gallinari il gallo. Italia contro Italia. Brutto fallo questo. Gallinari della linea della carità. Primo libero, ok. Bel lavoro, vabbè. E si rientra. Nel secondo tempo, ancora primo tempo, 18-17 Denver. Attenzione Nurkic. Ma porca puttana. Non ci voleva questa. Dai Fio, entriamo come playmaker. Finisce il primo quarto. Ragazzi, la partita sei un fenomeno. No, basta però. Il come cade. Male, molto male. Cazzo, dopo 41 punti, non pensavo di giocare così. Bravo rimbalzo. Vai. Niente, oh no, niente. Sul mio passaggio non arriva l'assist, è incredibile. È incredibile, è incredibile. Ah no, è arrivato, cazzo. Ah, me l'ha dato. Interferenza a canestro, che culo, meno male. Anche muoviamo un po' le statistiche.
Devo cominciare a fare qualche punto in più perché 5 punti sono un po' pochini, Per carità, neanche nei primi 2 quarti ho fatto tanto nella partita scorsa, però qua siamo già al terzo e ho meno tempo. Ho 12 minuti, vedi, contano tanti minuti, devo andare almeno a 10, dai, ho capius. Dai, voglio la jam session, la voglio adesso. Adesso basta pick and roll per un po'. Bravo Kuma. Dai Kuma, incazziamoci. Incazziamoci Kuma. Partita molto tirata comunque, 2 ottime squadre. Gallinari, Danilotto. Bravo, qua il Gallo ha fatto un bel canestro. Il Gallo si esalta. 7 punti anche per il Gallo e 5 rimbalzi, però io 2 rimbalzi e 2 assist. Altro errore, niente da fare, altro errore, non stiamo giocando bene. Come calma, porca. Ty Lawson mi sta veramente massacrando. Vai Dirk. Vai come, falla girare bene. Bravissimo. Questo è un gran canestro, ragazzi. Molto pesante. Molto molto pesante. Bella che l'ha sbagliata, che cool, che cool. Bravo Dirk. Vai. Ragionamos. E niente. Io sto venendo di fare i pick and roll. Bravi che la sbaglia, bravissimi, dai. Niente da fare, fallo, però dai, me ne arriva il fallo. Vai Ellis, bravo. Vai Ellis, metti anche questo, bravo. In questa seconda partita deve andare bene, dai. Gallinari. Bello, ma puttana troia, maledetto. Adesso mi leva sicuro. Non lo vedo molto convinto Doc Rivers. Dai, lasciami in campo, Bravo. Parson. Vai Kuma. Adesso dobbiamo evitare un po' i pick and roll perché... Calma. Facciamo girare più palla, non pensiamo per forza a fare punto. Chandler. No, ma questo era dai, l'avevo rilasciato perfetto, però. Vai. Va bene. Oggi da 3 non ne va una. Non ne va una da 3 oggi. Gallinari. Ecco, da solo. Niente, non mi perdonano mai, non perdonano, non perdona, l'NBA non si perdona. Mi sono proprio buttato dentro con tutto, ho sbagliato. Cazzo, passaggio deviato, che sfiga. Bravo, bravi, dai. Vai Ellis. Bravissimo, che pesante questo da 3, grande. Monta Ellis, sti gatti, ti amo, cazzo. Però vedi, sta prima titolare, la sto giocando insomma in maniera decente, ma non di più, sono sincero. Grazie, qua mi hanno graziato. Vai Chandler, sì. Meno 2. Ecco qua veramente la difesa ha dormito.
Vai Dirk. Vai Kume, bravissimo. Qua mi giro molto bene. Cosa va a fare il Kume? Oggi ho sentito solo dalla media distanza, cioè da sotto. Dalla media distanza proprio no. Non capisco il perché. Gallinari. Dai che il mio è il quarto comunque. Bravissimi. Dai che andiamo. Bravi, ti prego, mettilo. Bravissimo. Arriva l'assist. Buono, dai. Ellis sta dominando, fioi. Una bella squadra comunque. Posso veramente vincere l'anello, se voglio. Devo essere io per il valore aggiunto. Deve essere il Kume il valore aggiunto. Stoppata di veneziano. Stoppata di veneziano, grande Kume. E dopo la perdiamo così in maniera ignobile. Ma porca puttana. È ancora stoppata nel Kume, doppia stoppata nel giro di un'azione. Cosa ha fatto il Kume, ragazzi? Grande Kume, qua ha fatto una jam session, jam session come ne era. È così che si muove la palla. Boh. E adesso andiamo al quarto quarter. Vai. 68-65. Punteggi bassi, ragazzi. Andiamo tranquillamente di 10 minuti, per carità. Poi sarebbe stata una partita bassa, in ogni caso anche con 10 o 12. Però è chiaro che la proporzione è molto più elevata perché siamo solo a 8 minuti. Meno 5 però, Vai. Dai, Fei, per cortesia. Dai, cazzo. Niente, la 3 non ne sta andando una. Questo è anche difficilissimo, però. Però le due stoppate consecutive, ragazzi. Cosa ha fatto il Kume? E il Kume prende anche il rimbalzo. 3 rimbalzi, 3 assist e 2 stoppate. Il prodigio veneziano, fine. Palla persa, anche 3 palle perse, però. Questa proprio non ci voleva. Lo so. Ci piacerebbe perdere la prima in casa, però. Bravo Dirk. Bravissimo Dirk. Vai Kume. E la sbaglio ancora. Fallo di veneziano. Sto sbagliando troppo. Cosa fa? Ecco. Ennesimo errore. Che male che stiamo giocando. Stiamo giocando male adesso, All'American Airlines Center di Dallas. Ecco, siamo riusciti a farlo segnare. Andate a cagare. Dai, Fio, sveglia però adesso, Vai, Dirk. E non mi dà l'assist. Ma dai, ma che cagata è. Non sopporto ste robe. Bravo Dirk.
Ecco, ennesimo errore, evviva. Sopra non ci siamo. Ragazzi, stiamo rischiando di perdere sul serio adesso. 74-67, punteggio troppo basso comunque, non va bene. Buono. Buon assist. Meno 5 però. Ci dobbiamo difendere bene bene. Dai, lasciami in campo, stronzo. Ok. E il Kume... Ma perché? Il Kume cade sempre. Buono, palla no, adesso calma. Gran calma. Adesso gran calma che ce la facciamo. Ce la possiamo recuperare tranquillamente. Sono molto stanco, però si vede che non sono abituato a giocare da titolare. Vai Dirk. Bravissimo, altro assist di veneziano. Meno 3. C'è una partita più regolare, nel senso più normale. Proprio quell'espluale prima è stata una cosa devastante, ma ripeto, avevo grandissimo rimbalzo, avevo che tanti minuti, però su 12 minuti è più facile chiaramente. Dirk. Non ci credo, me l'ha sbagliata, però ti prego fai 2 su 2. Ti prego Dirk, 2 su 2. Ti amo Dirk. E ti amo Dirk. Calma, meno 1, abbiamo tutto per poter vincere la partita. Kume, difendi bene, te prego. Fallo di veneziano, vabbè. Buon fallo però mi dà. Kume non è convintissimo della scelta, però è così. Ti prego sbaglialo. Niente da fare. Secondo dalla linea della carità. Sì. Meno 2, un possesso di svantaggio. Faccio troppa fatica. Dai che c'è il pertugio. Niente, dalla distanza ne ho sbagliate tutte. Questo è anche un errore molto pesante. Ecco, loro puniscono, ma sto sbagliando tutto dalla distanza. Tutti i punti persi questi, vabbè. Non mi fido di tirare, chiaramente. Bravo, come questo è stato veramente bello. Grande rimbalzo. Sì! Cosa ho messo, ragazzi? Rimbalzo più 5 rimbalzi, 5 rimbalzi e 5 assist. Signori di Sescuma, però. Molti meno punti, però ragazzi, che equilibrio, che equilibrio. Meno 2, porca puttana, che partita. Defense. Gallinari al Gallo. Ti prego Nowitzki, no? No, non puoi darmi... Vabbè. Questo è proprio un furto però, eh. Questo è un furto, si godo. Ti prego sbaglia anche il secondo, porco. Se il secondo lo mette. Meno 3, sempre un possesso, ma dovevamo fare una tripla però. Questo possesso diventa fondamentale. Calma. Ci giochiamo tutto qua. Il Kume da Nowitzki. Meno 1. Meno 1. Sesto assist. E la stoppo. Un'altra stoppata. Un'altra stoppata del Kume. Ti prego, mettiamola. Non si... No. Cosa abbiamo sbagliato? Terza stoppata del Kume. La sbagliamo così. Quarta stoppata del Kume. Senza senso il Kume. Senza senso il Kume. La meritiamo solo per quello che ha creato il Kume. Cosa ha fatto il Kume? Il Kume la mette! La mette il Kume!
15 punti, 5 rimbalzi, 6 assist, 4 stoppate o 5, adesso non mi ricordo neanche più. Stiamo calmi, stiamo calmi. No, per me non una marcatura così. No, bravi. Ti prego, mettiamola, cazzo! Cosa sta succedendo, fioi? Ti prego, fischia, fioi, andiamo a casa con questa vittoria. Ti prego, mettili tutti e due, Ellis. Sì! I punti decisivi di Veneziano, alla fine mi sono svegliato. Ti prego, non prendiamo la tripla, non prendiamola. Anche perché sono finito. No! Sì! Grandissima vittoria! Il Cume c'è! Raga, un saluto dal Cuendore veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.